Grazie, buongiorno a tutti. Devo dire che mi ha caricato di una bella responsabilità, quindi cerchiamo di vedere cosa si può fare. Ma prima di partire volevo richiamare un punto che è stato già evocato dai colleghi che mi hanno preceduto, e questo punto è il tema della complessità del sistema naturale. Gli umani sono portati a semplificare e poi ovviamente a tradurre la semplificazione anche in progetti importanti, soprattutto ad esempio in ambito tecnologico, no? La conoscenza può essere aggregata, può essere migliorata, ma può portare anche a prodotti che poi migliorano anche con l'uso. Questo con la natura è un po' più difficile. Secondo punto, è stata richiamata la questione del cambiamento, no? Chiamiamolo globale, chiamiamolo climatico, comunque un cambiamento c'è. E volevo qui evocare una intervista di Camille Parmesan nel 2010 che diceva: noi ci preoccupiamo molto di conservare il passato, non ci preoccupiamo di quello che sarà il futuro, quindi più che, e questa era una provocazione molto forte, dice più che conservare ciò che esisteva 100 anni fa, dovremmo essere in grado di costruire quello che potrà resistere tra 100 anni, ipotizzando cambiamenti molto pesanti dei quali non si potevano conoscere le manifestazioni, gli impatti, soprattutto sugli organismi viventi e sulle loro capacità di adattamento. Non è che sposi questa affermazione, perché potrebbe essere una negazione della conservazione, è esattamente il contrario, è una cautela anche quando noi progettiamo interventi importanti, ne sono stati richiamati alcuni, ho visto anche dei documenti all'ingresso che dicono che interventi sono stati fatti, alcuni hanno funzionato, altri un po' meno, comunque sono già nella proiezione di quello che è la logica del servizio ecosistemico. Una brevissima cronistoria. 1980, giù di lì, Odum Howard, l'Odum minore, Ehrlich, Daly e una serie di economisti ecologi si fanno una domanda: è possibile, non è possibile sfruttare ciò che gli ecosistemi ci offrono? Un salto cronologico importante. 1997, Costanza, che partecipò anche a quel gruppo, fa la valutazione del valore dei servizi degli ecosistemi non convenzionali, non agroecosistemi, non sistemi per la pesca, e tira fuori affermazioni importanti per dire a parità di superficie una palude ha un valore equivalente se non superiore a quella di un campo di grano. E questa è un'affermazione. L'anno dopo pubblica un altro lavoro, questo lavoro era su Nature, l'anno dopo in Ecological Economics porta un lavoro importante nel quale dice: attenzione che quello che abbiamo detto l'anno scorso ci crediamo, però l'abbiamo fatto con tantissime assunzioni, quello che c'è da fare per il futuro è andare a misurare e prendere proprio con parametri, indicatori, tutto quello che si può, prendere conoscenza di quello che è effettivamente il valore dell'ecosistema. Arriviamo al Millennium Ecosystem Assessment, che è stato evocato anche prima, all'assemblea dell'8 settembre del 2000, quella del millennio, in cui c'è un elenco di priorità per il millennio, e tra i Millennium Goals ce n'è uno che dice usare i servizi, conservare e usare i servizi dell'ecosistema per il bene dell'umanità, per il benessere dell'umanità, e in particolare si rivolge verso le fasce della popolazione più deboli e meno sviluppate. Ecco, siamo arrivati a noi, le parole chiave. Secondo me non si può parlare di servizi dell'ecosistema se non conosciamo i processi dell'ecosistema, se non ne conosciamo il funzionamento, perché queste sono le basi delle funzioni. E potremmo avere delle amarissime sorprese, che molto spesso noi ipotizziamo che un sistema, un ecosistema fornisca dei servizi e può fornire invece degli antiservizi o dei disservizi. Può fornirli contemporaneamente entrambi, per cui se noi lo analizziamo in modo parziale otteniamo un'immagine positiva, oppure negativa, dipende da quello che osserviamo. Globalmente potremmo avere invece una valutazione maggiormente attendibile di quella che è la prestazione che l'ecosistema può dare. Cercherò di andare su questi punti, partendo da 1988, la conferenza internazionale della Società Internazionale di Limnologia. Robert Wetzel, uno dei più grandi limnologi e ecologi acquatici, fa una prolusione, una opening lecture interessantissima in cui dice le zone umide hanno un grandissimo valore come regolatori metabolici, e ne parla partendo dal macro al micro, dicendo: regolazione significa che alcuni gruppi di organismi giocano un ruolo importantissimo, e tra questi ci sono
i vegetali in senso ampio e i microrganismi. In particolare dice le reazioni metaboliche si svolgono tra sistemi adiacenti all'interfaccia tra il terrestre e l'acquatico. Nell'acquatico tra il solido e il liquido, l'interfaccia sedimento-acqua, tra sedimento, vegetazione sommerso, vegetazione acquatica, acqua, tra questi e l'atmosfera. Andando nel piccolo, nella rizosfera, i peli radicali diventano una zona di interfaccia estremamente reattiva che può rendere conto poi dei macrofenomeni che noi misuriamo ad una scala addirittura di ecosistema. E dice ancora che i fattori che selezionano poi gli attori di questi processi, le varie comunità vegetali e microbiche ma anche animali, dipendono da fattori che possono essere di natura fisica, idrologici, fattori edafici, fattori climatici e via dicendo. Ne cito alcuni importanti. La trasformazione degli elementi nutritivi, quelli che più ci interessano parlando di ambiente acquatico perché sono alla base di quelli che chiamiamo fenomeni di eutrofizzazione delle acque. E qui noi abbiamo che i fattori critici nel metabolismo di questi elementi, i fattori che caratterizzano l'ambiente, sono la disponibilità di ossigeno o di accettori di elettroni nei processi microbici, i potenziali ossidoriduttivi, il pH. No? Sono discriminanti che riassumono in sé tutta una serie di processi, quindi sono indicatori di tanti processi che conosciamo solo in parte. Il secondo punto importante è che le forme reattive di metalli, nutrienti e metalli possono essere rimossi per uptake, assimilazione da parte dei vegetali, ma non a caso, secondo delle regole che dipendono da una stechiometria che è tipica delle diverse specie e delle condizioni fisiologiche in cui si trovano. Qui ne ho indicato uno che va per la maggiore per Phragmites, per intenderci. Questa mi dice che la rimozione di un elemento non è un assoluto, è relativa all'assimilazione degli altri e soprattutto a quello che è il fabbisogno nutrizionale, fisiologico dell'elemento vegetale che io considero. La ritenzione degli elementi può essere anche estremamente rapida, parziale. Se un elemento è intrappolato nella biomassa e immediatamente ceduto all'acqua, il processo è di per sé inefficiente. L'efficienza di questo processo dipende dalla costituzione macromolecolare, la costituzione in molecole organiche della biomassa vegetale. La presenza di lignina e cellulosa è una sorta di freno al rilascio e di permanenza e persistenza degli elementi dentro le biomasse. E infine, un capitolo nuovo, questi vegetali che fanno tutte queste belle cose con i nutrienti possono farne delle altre meno gradevoli con i gas. Sono dei grandi scambiatori di gas e questo lo fanno a livello di foglie ma anche a livello di radici e il trasporto di gas può essere dalla foglia alla radice, quindi abbiamo un'ossigenazione dell'ambiente asfittico in cui crescono e da cui traggono ovviamente un vantaggio competitivo, ma possono dall'ambiente asfittico mandare in atmosfera gas come il metano, che sappiamo essere clima alterante. Richiamo brevemente, non entro nel merito, uno dei temi centrali che vede molto frequentemente le zone umide legate a questo elemento è l'azoto, ma perché l'azoto è uno degli elementi chiave nella perturbazione dei sistemi naturali e dei prodotti che la natura ci offre e che noi usiamo. Cito l'acqua. Nella pianura padana, per intenderci, la procedura di infrazione per superamento dei limiti della concentrazione dei nitrati nelle acque è ormai permanente. Ci sono tante zone in cui l'acqua potabile, le acque destinate al consumo umano via via vengono meno perché si superano i 50 mg litro di nitrato. Non è un fatto sconosciuto, è legato all'uso del territorio, è stato citato precedentemente. Insomma, noi parliamo di un territorio di 70.000 km² che ha una popolazione di 17 milioni di umani, ma però ha una popolazione di 6 milioni di suini, 4 milioni di bovini, 50 milioni di avicoli di vario genere che se tradotti in umani ci danno una popolazione animale complessiva di 60-70 milioni di individui. Se aggiungiamo l'industriale, tralasciamo per il momento solo l'agricolo, voi capite che c'è una pressione importante che va a gravare poi su quello che è il nastro trasportatore di tutto, cioè dell'acqua. E qui l'azoto ha un ciclo importantissimo che è quello microbico dell'ossidazione dell'ammoniaca a nitrato e della fissazione dell'azoto atmosferico ad ammoniaca. È un ciclo che se in equilibrio
alla fissazione corrisponde una perdita per denitrificazione, ma se questo non è in equilibrio, noi abbiamo che il superamento della fissazione nei confronti della denitrificazione porta al accumulo di azoto, ed è ciò che sta avvenendo perché questo sistema è stato superato dalla fissazione industriale dell'azoto atmosferico col processo Haber-Bosch. E qui gioca un ruolo chiave, importantissimo, l'accoppiamento di due processi, la nitrificazione dell'ammoniaca a nitrato e la denitrificazione del nitrato, cosa che poi vedremo quanto può essere importante attorno al pelo radicale di una pianta di stazione umida. Questi sono dati che conoscete meglio di me. La grande produttività di queste specie anfibie o acquatiche obbligate o di frangia è già stato richiamato dal professor Poldini, il fatto che ci siano molto spesso degli stand monospecifici, ma per le condizioni che si vengono a creare, per l'interazione che c'è, che è nei due sensi di coevoluzione di questi sistemi. Questo rende anche conto del fatto che queste piante svolgono un ruolo interessante e importante nella rimozione di azoto, fosforo dai metalli, al punto che vengono impiegate per la fitodepurazione, utilizzandole ovviamente in sistemi controllati. In termini di capacità di ritenzione, giusto per dare un'idea, uno stelo di Phragmites o di Tifa ha un contenuto di fibra attorno al 50-60%, prevalentemente celluloso ma una buona quota di lignina. L'Emna ne ha un terzo o un quarto, quindi ovviamente la pianta che cresce più veloce, che più assimila, ha però anche dei tessuti meno resistenti alla degradazione, al contrario dell'altra pianta che ha una crescita non meno lenta ma certamente molto più, una biomassa molto più solida. Ecco, queste piante noi le consideriamo in genere come Phragmites australis oppure Lemna minor, però la singola pianta è un ecosistema a sua volta, è un piccolo mondo in cui noi troviamo epifiti vegetali, ma anche epifiti procarioti e anche piccoli eucarioti, quindi ci troviamo ad avere su una piccola interfaccia che può essere quella dello stelo, di una foglia o di una radice, ci troviamo organismi che sono in grado di svolgere processi eterotrofi e autotrofi, quindi metabolizzare in aggiunta a quanto fa la pianta gli elementi nutritivi o di svolgere quei processi di ossidazione e riduzione che possono rimuovere questi elementi nutritivi. Sono quei processi di interfaccia che vengono utilizzati ad esempio nei letti percolatori o nei biodischi impiegati nella depurazione delle acque. E tutto questo avviene in un sistema microscopico che ha un supporto non inerte, che è il vegetale che noi abbiamo considerato. E arriviamo al pelo radicale. Questa immagine che vedete qui potremmo dare una dimensione di 3-4 mm. È un piccolo pelo radicale che è immerso in un fango privo di ossigeno, addirittura nelle zone più distanti del pelo radicale abbiamo metabolismo estremo, metanogenesi, fermentazioni, quindi è un ambiente estremamente ostile. Un parenchima spugnoso che consente il trasporto di ossigeno consente la formazione di un'interfaccia ossica, quindi di un piccolo straterello di ossigeno, basse concentrazioni, non parliamo di saturazione, ma parliamo di 20-30% di saturazione con un gradiente che va poi fino al completo esaurimento dell'ossigeno, ma questo strato ossidato è sufficiente per far avvenire ad esempio l'ossidazione dell'ammoniaca a nitrato o del solfuro a zolfo elementare, non diciamo a solfato. Ecco, questo nitrato che qui è in concentrazione più alta che non dove non ce n'è, tende a migrare e va nella zona di denitrificazione, dove viene denitrificato e trasformato in gas inerte che può ritornare poi in atmosfera per ebollizione del sedimento, oppure per trasporto attraverso il pelo radicale nella direzione opposta e per dei differenziali nei gradienti di concentrazione degli elementi, per differenze delle pressioni parziali. Quindi capite che qui entriamo nel merito di processi importantissimi che però non si svolgono alla macroscala, si svolgono in millimetri cubi, quindi se noi facciamo però la somma del tutto in un metro di fango che abbia dentro una rizosfera sviluppata come può essere quella di Phragmites, voi capite che l'estensione superficiale aumenta non di una ma di decine se non centinaia di volte, quindi è come se noi avessimo steso il tutto allargando enormemente la superficie di contatto tra l'atmosfera e l'ambiente acquatico.
Rapidamente le tipologie di ambiente. Ne abbiamo alcuni nei quali la vegetazione è microscopica. Qui abbiamo, per dire, il microfitobenthos, prevalentemente diatomee, piccoli vegetali al pelo tra il sedimento e l'acqua, il fitoplancton. Ecco, questi fanno sì che ci sia un processo metabolico che è ciclico e dipende molto dai tempi, dai cicli vitali delle specie che sono presenti. Credo che sia di grandissimo interesse invece la presenza di vegetazione sommersa, laddove è possibile ancora, che ha un ruolo di ossigenazione dell'acqua estremamente importante e che può garantire proprio uno shiftamento, uno spostamento dei processi metabolici verso le ossidazioni più che verso le riduzioni. Per intenderci, se noi andiamo a vedere, dunque qui ho fatto un salto, questo è frutto di una serie di esperimenti fatti con Vallisneria spiralis, prelevando, mettendola dentro in tubi, poi rimettendola sull'ambiente, andando a vedere quello che succedeva. Quello che si vede è che dove non c'è vegetazione, l'ammoniaca nelle acque interstiziali non cambia, qui è attorno alle 400 micromolare, laddove è presente la pianta nel giro di un paio di settimane va a zero, quindi vuol dire che ci sono dei processi ossidativi importanti. Il metano è presente nei pori dell'acqua dove non c'è vegetazione, nei pori del sedimento dove non c'è vegetazione, dove è presente la vegetazione si ha metanotrofia e il metano viene ossidato, ma addirittura probabilmente non si ha neanche metanogenesi, c'è soltanto un trasporto per gradiente. Quindi un ruolo importantissimo, e qui arriviamo allora a dire che queste piante possono svolgere un servizio per l'ecosistema e questo servizio può essere un servizio di rimozione ad esempio dell'azoto. Questi sono dei conti fatti anche con qualche approssimazione, ma su base sperimentale, con tante repliche e tanti dati che dicono che dove manca la vegetazione fanerogame, dove è presente soltanto lo strato di microfitobenthos, la rimozione dell'azoto nelle biomasse vegetali può arrivare a 100 millimoli per metro quadrato per una stagione di crescita. Dove queste piante ci sono si arriva a 2 o 3 volte tanto, a più di 200. E in più noi abbiamo processi di rimozione per denitrificazione, che però sono più o meno equivalenti. Cosa importante, abbiamo un grosso abbattimento del carbonio inorganico disciolto, quindi della CO2, che è circa 6 moli per anno in un sistema e 3 volte tanto nell'altro. Quindi qui potremmo dire che c'è il servizio ecosistema è legata ai processi del ciclo dell'azoto, ai processi del ciclo del carbonio legati alla vegetazione acquatica e lo quantifichiamo in termini di miglioramento della qualità dell'acqua perché è diminuito l'azoto e dell'atmosfera perché è stato fissato del carbonio che è stato rimosso dallo stato gassoso e passato in fase solida. Altri sistemi, altre caratteristiche, prendiamo ad esempio queste del lago del Fimon, di Fimon, abbiamo piante che hanno rizoma e radici nel fango ma foglia flottante per un certo periodo di tempo e qui quello che succede è che sotto al pelo libero dell'acqua progressivamente si ha l'esaurimento dell'ossigeno. Non è legato, questa è un'immagine che proviene probabilmente da uno delle ultime praterie di Trapa nella Lanca di Po vicino a Villanova sull'Arda nel Piacentino, al crescere della copertura superficiale con l'affioramento delle rosette, delle foglie, oscuramento della massa d'acqua sottostante, l'ossigeno decresce progressivamente e va a zero. In quel momento il sistema comincia a emettere CO2 e metano in grande quantità, più di quanto non se ne abbia per semplice diffusione molecolare, perché la pianta fa da tubo diffusore e aumenta tantissimo lo scambio. Ricordiamoci che il metano ha un potere radiattivo entro i 20 anni di vita che è 20 volte più alto di quello della CO2, quindi anche se la pianta mi abbatte un po' di CO2 ma favorisce l'emissione di metano, ha un effetto negativo in termini di gas serra. Analogamente potremmo dire, qui è vista da sotto, la copertura con l'Emna, con Salvinia, con piante specie già evocate precedentemente, che creano il tappo e la penetrazione della luce e condizionano il sistema facendolo diventare anossico, anche la massa d'acqua, a parte quello che può essere lo straterello più superficiale, e quindi con processi tutti di tipo riduttivo, quindi non si avrà più denitrificazione perché non c'è nitrificazione, si avrà trasformazione della materia organica in metano e quindi ancora effetti che possono essere negativi. Quindi
Quando noi diciamo la zona umida è di per sé un ecosistema che fornisce un servizio, dovremmo essere cauti dicendo in che condizioni. E ragionando sulle condizioni potremo anche trovare una modalità di gestione della zona umida. E questo è un punto chiave secondo me, perché è dimostrato che si possono gestire avendo cura degli elementi portanti del cuore pulsante del sistema, che è quello vegetale. Ancora il cannetto, direi cose già viste. Ecco, questo esperimento è stato fatto in una serie di botri, lanche, laghi fluviali, zone umide che sono nelle golene fluviali del Po, dell'Oglio e del Mincio, tra Parma, Cremona, Mantova, ambienti che sono colonizzati da diverse categorie. Qui parliamo di categorie per il loro comportamento rispetto alla posizione nella massa d'acqua. La vegetazione sommersa, il fitoplancton, piante con foglia flottante e pleostofite in senso stretto. Queste sono le concentrazioni medie dell'azoto, no? Quindi abbiamo che i primi due sistemi hanno buone condizioni, in generale, con grandi oscillazioni come è in questi ambienti, però attorno a un punto di equilibrio. Con le macrofite flottanti c'è una grande variabilità e, come abbiamo visto prima, una tendenza a perdere ossigeno. Laddove c'è la vegetazione pleostofite l'ossigeno non c'è. Il risultato qual è? Un gradiente di emissione della CO2 dalle piante sommerse alle pleostofite, ma soprattutto un fortissimo gradiente nell'emissione di metano. Quindi qui non possiamo parlare di servizi, bensì di antiservizi, legati però alla degenerazione del sistema per lo stato trofico crescente. L'altra faccia della medaglia: sugli stessi ambienti è stato fatto una misura in 2 stagioni, in estate e in inverno, della denitrificazione, quindi della rimozione dell'azoto nitrico a N2, raggruppando i sistemi per le loro caratteristiche, quelle che abbiamo visto prima, per la tipologia dei vegetali presenti, ma anche per le condizioni idrologiche, se connessi o non connessi col fiume. E ne abbiamo visto che 10 di questi ambienti erano isolati, 12 isolati e 10 erano invece collegati col corso d'acqua. Sono stati usati 3 metodi diversi, quindi il dato è un dato, diciamo così, robusto, anche se ha una grande variabilità, e quello che esce cos'è? Che negli ambienti che abbiamo visto che hanno le migliori condizioni, secondo la classificazione che vi dicevo io, che può essere messa in discussione, comunque è un tipo di classificazione funzionale, quello che si vede è che in questi ambienti in cui si ha un certo equilibrio dell'ossigeno, quindi possibilità di processi ossidativi in combinazione con quelli riducenti, la capacità di rimozione dell'azoto in media, con una grande variabilità, è attorno ai 330 kg per ettaro per anno. Questo ovviamente è stato scalato verso l'alto perché si tratta di ambienti che di per sé non raggiungono grandi dimensioni. Nei sistemi più poveri da un punto di vista dell'ossigeno abbiamo 10 volte di meno di denitrificazione, 35 kg per ettaro per anno. Giusto per fare un confronto, i limiti per lo spandimento agronomico in zone vulnerabili ai nitrati è 170 kg per ettaro per anno, in quelle non vulnerabili, se non vado errato, dovrebbe essere il doppio. Qui potremmo dire che si può parlare di un servizio importantissimo, che è quello della rimozione del nitrato, che per quelle zone è veramente la panacea di tutti i mali. Salto queste cose perché quanto tempo ho ancora? Ok, vado avanti, allora questo lo sa. Giusto per parlare di qualcosa che non è naturale ma è completamente artificiale, vado a parlare adesso di alcune applicazioni di quanto ho detto prima dei laghi di cava, cosa che nasce circa 25 anni fa, così per intuizione di un imprenditore avveduto che guardava oltre l'interesse del momento e che diceva: io faccio dei buchi, si riempiono di acqua, le cittadinanze dove ho le attività mi imputano dei danni ambientali e di essere in definitivo un danneggiatore dell'ambiente. Io ritengo di non esserlo, al di là del fatto che creo un volano per l'economia del posto, dice, ma vorrei che questo fosse chiaro e vorrei anche investire, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che questi ambienti ovviamente hanno un fine, per cui si tende a scavarli quanto più a fondo si può, per ottimizzare il rapporto tra la superficie che viene acquistata e la massa di inerte che viene scavata, la sabbia nella fattispecie. Per cui non è che sia tutt'oro ciò che luccica, in questo caso ci sono delle ombre ed alcuni punti interessanti. Abbiamo considerato e analizzato alcuni di questi laghi, una decina, giusto per dare un'idea. Abbiamo fatto un censimento tra le province di Piacenza, Parma, Reggio,
al momento la stiamo facendo su Mantova, Basso Bresciano e Basso Cremonese e abbiamo contato fino ad ora tra 500-600 laghi di cava, che sono tantissimi, sono come tanti buchi, un gruviera che è questa pianura che ha anche questa interfaccia tra la superficie terrestre e quella acquatica. Bene, per alcuni di questi è stato possibile avere un minimo diciamo così, di riqualificazione, sia pure con criteri a volte non completamente accettabili, però in qualche modo con delle proposte, e in alcuni casi con qualche intervento che hanno consentito poi di arrivare a fare delle valutazioni di possibili servizi, e uno di questi è ancora sulla rimozione dell'azoto. Quello che si è visto è che in questi ambienti la fascia litorale, quella che è colonizzata dalla vegetazione sommersa e da un gradiente di vegetazione che tende a diventare anfibia, rimuovono azoto in quantità molto più grande che non l'acqua libera. In particolare la rimozione è significativa, sono delle quantità elevate, in parte imputabili alla denitrificazione, in parte alla rimozione da parte dei vegetali. Questa capacità si perde con l'aumento dello stato trofico. Ecco, qui vedete il contributo della denitrificazione e il contributo dell'assimilazione dei vegetali. Man mano che aumenta lo stato trofico, questi sistemi diventano eutrofici, continuano a riciclare l'azoto ma non sono capaci di perderlo o di rimuoverlo sia pur temporaneamente. Ancora qui una lezione sulla gestione di un servizio. Bisogna stare attenti a non caricare troppo il sistema, ma lo stesso vale per gli umani. Uno può mangiare un piatto di pasta asciutta in un pasto, magari anche due, al terzo comincia a soffrire, al quarto fa indigestione. E vado a chiudere. Come possiamo vederla? Allora, in una scala diciamo così, di aspetti che vanno dal processo ecologico in quanto tale, processo biogeochimico in questo caso, la denitrificazione, accoppiata alla nitrificazione, quindi due processi che possono diventare una funzione. La funzione è la rimozione dell'azoto. Questa rimozione dell'azoto io la posso valutare, quindi qui c'è la percezione da parte dell'uomo come un servizio, ed è il servizio della depurazione dell'acqua. Per me questo è il modo corretto per analizzare il problema, partendo dalla radice, che è il processo che devo gestire, all'effetto che ha la rimozione dell'azoto e alla valorizzazione di questo attraverso la gestione del servizio di rimozione, la depurazione delle acque o l'autodepurazione, come qualche volta viene chiamata per gli ambienti naturali. Dove si può cominciare a fare sperimentazione o cominciare a fare qualcosa? Diciamo che è già stato fatto molto, ho visto dei documenti che c'erano in giro, poi in particolare in Veneto con la questione legata alla laguna di Venezia, molto è stato fatto in anni recenti, se penso a quello che è stato fatto sul fiume Zero, Dese, adesso vado a memoria, no? In termini proprio di tentativi di ricostruire o di gestire il sistema naturale per portare in condizioni accettabili i carichi entranti in laguna. Per il sistema padano in sé il grosso problema al momento è il fatto che c'è una disconnessione completa tra i corpi idrici e il sistema terrestre, e ne è un esempio il corso d'acqua principale, il Po, in cui la golena fluviale, cioè la zona compresa tra l'Argine e l'Alveo Bagnato, è passata da un sistema ricco di ambienti e habitat diversificati a un ambiente piatto che è coltivato o scavato. Ora scavato un po' meno perché con la crisi economica è andata in crisi l'edilizia e quindi è prevalentemente coltivato. Un sistema piatto in cui c'è una completa interruzione di tanti cicli biologici che vedevano una compartecipazione del comparto acquatico e di quello terrestre. Uno dice, come possiamo fare? Facciamo due conti. Il primo conto è quanti chilometri di fiume abbiamo nel bacino del Po. Mi fermo al bacino del fiume Po. Abbiamo preso in considerazione solo i corsi d'acqua che abbiano lunghezza superiore ai 50 km e arriviamo a fare un computo di circa 5.000 km lineari di corsi d'acqua che hanno tutti la stessa caratteristica, escludendo i tratti montani, sono un canale con attorno un ambiente piatto che conserva qualche elemento residuale di quello che era il sistema di stagni, botri, lanche, zone umide laterali, permanenti o temporanee, comunque caratteristici di un ciclo idrologico che li riempiva e ne garantiva poi lo svuotamento. Andiamo oltre, contiamo i canali, e qui siamo prevalentemente in pianura. Solo per il bacino del Po abbiamo fatto un conto che è approssimativo, ma l'approssimazione potrà essere ai 1.000 km di 50.000 km di canali, 50.000 km lineari. Questo è un po' il sistema capillare su cui si potrebbe e su cui si è già intervenuto. Ho nella borsa un documento sulla gestione dei canali che
è paradigmatico, direi che è uno dei modi con cui si può intervenire proprio per sfruttare al meglio, secondo anche quanto è scritto nel Millennium Ecosystem Assessment, i servizi dell'ecosistema. Io ho parlato di un servizio che è quello di regolazione. Vado a concludere rapidamente con un calcolo, questo qua è proprio un calcolo della serva, come si dice. È stato fatto da miei colleghi un po' più giovani che hanno fatto considerazioni facendo esperimenti su 2 tipi di canali, completamente rasi, come fa il gestore, o inerbiti. Qui il leader di questo gruppo è il dottor Castaldelli dell'Università di Ferrara. Hanno fatto più repliche su più canali e tutto il resto. Io ho semplicemente scalato verso l'alto alla scala di bacino, in qualche modo non ho tenuto conto della grandissima approssimazione. Ho detto, facciamo un conto, pensiamo che questo possa essere realistico, non lo è. Applichiamo quanto hanno trovato su questo canale a tutti i canali del bacino del Po, ipotizzando che siano gestiti allo stesso modo, col taglio raso e la risagomatura periodica che asporta tutta la vegetazione. E poi facciamo lo stesso conto ipotizzando che ci sia questa vegetazione che è minima, probabilmente anche non è anzi non è di grande qualità né ecologica né di altro genere. Bene, la differenza è che in un caso avremo una rimozione di circa 2000 tonnellate all'anno, più o meno un 50% di azoto. Nell'altro, in questo, potremo arrivare anche a 19.000, 20.000 tonnellate. Facendo un conto rispetto ai carichi che trasporta il Po in Adriatico, che viaggiano dai 60 a 150.000 tonnellate all'anno di nitrato, uno può dire che se così fosse non sarebbe una quota marginale o trascurabile. Verrebbe risolto non il problema, ma una parte del problema sì. Detto questo, devo immediatamente autoflagellarmi e dire che siamo comunque in un punto nel quale noi stiamo pianificando, stiamo ragionando sul potenziale, diciamo i servizi potenziali. Con degli strumenti sofisticati, con dei GIS, riusciamo anche a fare delle rappresentazioni, dei rendering, delle restituzioni importanti, però su molti di questi punti mancano delle misure puntuali e una valutazione dell'efficienza dei singoli processi e dunque delle funzioni e dunque del servizio. Soprattutto andiamo sempre per settori. Settore acqua, togliamo il nitrato, ci dimentichiamo dell'atmosfera. Se tolgo anche il 30% dell'azoto che dal Po mi va in Adriatico, però aumento le emissioni di metano da far aumentare la concentrazione locale di qualche decina di ppb, ho già creato un danno notevolissimo per l'atmosfera. Quindi direi che su questo punto ci vorrebbe ancora un po' di chiarezza e soprattutto un po' di cautela, avendo cura di non credere che ci siano delle soluzioni miracolistiche. Non è quello che possono fare i servizi dell'ecosistema, però sono una frontiera secondo me esplorabilissima. In altri posti l'hanno già fatto, lo stanno facendo e si dimostra che questa è una strada che può essere utilizzata. L'ultimo punto, vanno valutati sempre, valutazioni complessive e su una scala spaziale adeguata. Io vi ringrazio, scusate se sono andato un po' oltre, se volete poi c'è una lista di articoli, questa è autoreferenziale, sono una parte dei lavori che abbiamo fatto che richiamano i dati che vi ho fatto vedere prima. Però volendo, adesso se andate nel tab The Economics of Ecosystem and Biodiversity, lì trovate un pacco infinito di documentazione, c'è poi tutta la documentazione europea del TERS o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo bene la sigla. Ci sono diversi istituti che stanno lavorando e stanno facendo elaborazioni estremamente significative e già in uno stadio avanzatissimo rispetto a quanto vi ho potuto dire io. Grazie.